8. Eccoci qua con Alfeo Ortolan, titolare della MAEG. Signor Ortolan, vuol parlarci della sua azienda e anche di lei come uomo, come persona di Colognè? Buongiorno a tutti, ben volentieri approfitto dell'occasione che l'amico Pio del Cin dà a me e a tutta la comunità di Colognè per raccontare un po' la mia storia. La mia storia parte da Colognè, dalla mia famiglia che è arrivata negli anni 60, arriviamo dal Belgio, da mio padre e mia madre che mi hanno dato una formazione importante per potermi permettere di arrivare dove siamo arrivati. L'azienda parte da Colognè con mio fratello Walter negli anni 80, portiamo avanti l'iniziativa insieme per 13 anni e dopodiché per un attimo ci dividiamo. La MAEG si insedia a Vazzola e nell'arco di 20 anni si organizza con altri tre stabilimenti, uno a Cimavilla, uno a Maron di Bruniera e successivamente quello del povero fratello che è venuto a mancare nel 2009 a Codogno. È un'azienda in completa evoluzione che è nel settore delle grandi opere stradali o grandi edifici, operiamo in tutto il mondo e in questi anni di crisi abbiamo organizzato quattro nuovi stabilimenti e abbiamo organizzato 10 società all'estero per poter organizzare il lavoro che ci serve. Quindi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, di dove sta arrivando il nome di Colognè, la MAEG e portare a Colognè il mondo intero per farlo conoscere. Siamo molto radicati nel territorio, per cui anche per i prodotti tipici di Colognè, a partire dalla cantina piuttosto che dalla latteria, sono punti di riferimento che i nostri visitatori che arrivano da lontano vengono a cogliere e portano via con sé e questo ci fa onore. Visitano molto e soggiornano molto anche nei luoghi di Colognè che noi presentiamo e per cui da parte nostra per quanto possiamo fare ben volentieri cerchiamo di dare il nostro contributo a un paese che credo assolutamente lo meriti. Io mi fermerei qui Pio e non andrei più avanti se sono finiti i minuti. Benissimo, grazie signor Ortolan, grazie dell'intervista. Ecco.